Bene, riprendiamo i lavori, invito il pubblico a prendere posto. Tra terra e mare, nuove ricerche della SABAP per Cagliari, Oristano e Sud Sardegna. È un panel della Soprintendenza, appunto, Archeologia, Belle Arti, Paesaggio dell'area metropolitana di Cagliari per le province di Oristano e Sud Sardegna. Chiamo qui sul palco la dottoressa Gianfranca Salis, che presenta questo panel che svilupperà insieme a delle sue colleghe che sono Giovanna Pietra e Chiara Pilo. Prego Gianfranca. Grazie Giorgio, grazie innanzitutto anche per l'invito che oggi ci permette di illustrare un po' l'attività della Soprintendenza di Cagliari nelle località soprattutto della costa. Abbiamo visto prima la parte dell'archeologia subacquea in cui la Soprintendenza è molto attiva perché ha competenza proprio su una lunga, su una estesa area costiera, ma oltre all'attività l'attività appunto subacquea c'è poi tutto un compito di tutela molto gravoso che dobbiamo fare nelle parti a terra, soprattutto quelle appunto a contatto con il mare. Prima si è paragonato molto l'attività di chi appunto segue l'astronomia con quella dell'archeologia. In realtà quando sentivo parlare di questo telescopio che guarda al passato, ho pensato proprio che quello sarebbe il sogno per ogni archeologo, avere un telescopio, uno sguardo privilegiato sul passato. Purtroppo noi non ce l'abbiamo. Abbiamo però tutta una serie di messaggi, di indicatori che ci arrivano dal passato, che sono tutti quegli oggetti che abbiamo visto prima nelle relazioni appunto dei nostri colleghi e che avete visto che hanno abbracciato un arco di tempo lunghissimo. Quindi l'area marina ci restituisce oggetti che poi però l'archeologo ha il compito di far parlare. Sono oggetti che vengono, avete visto, da tutto il Mediterraneo e non solo dal Mediterraneo ma anche dall'Atlantico e che ci raccontano di una Sardegna che era al centro di rotte, per la sua posizione geografica, era al centro di rotte che poi nel corso dei secoli, sulle quali nel corso dei secoli hanno viaggiato marinai diversi ma hanno viaggiato anche prodotti diversi. Hanno viaggiato prodotti diversi e la Sardegna non è che si è trovata per caso, è stata solo un spettatore passivo di questi traffici. Un tempo spesso si parlava proprio dell'isola come un luogo di pausa che i marinai, le grandi marinerie antiche avevano trovato lungo i percorsi del Mediterraneo. In realtà oggi le ricerche di terra ci raccontano che la Sardegna a quei traffici partecipava in modo attivo. Era sì luogo di sosta, ma era anche appunto un luogo in cui poi questi commerci si sviluppavano e quando le navi si fermavano sulle nostre coste avevano la possibilità anche di rapportarsi con le popolazioni locali e di scambiare merci, quindi che arrivavano dall'esterno e che venivano anche prodotte nell'isola e che quindi partivano verso l'esterno. Questo discorso in diverse misure è valido veramente per tutti i secoli, con chiaramente diverse produzioni, con diversi pesi che hanno avuto le popolazioni locali e con diversi attori che poi si sono affacciati sul Mediterraneo. Da questo punto di vista, cioè veramente la Sardegna ha una vocazione, una proiezione verso il mare
in tutte le fasi della sua storia. Ma c'è un momento in cui questo rapporto col mare è stato particolarmente importante, ed è il momento in cui nascono, diciamo si sviluppano, soprattutto si sviluppa il fenomeno urbano. Le città, il fenomeno dell'urbanesimo, le città nascono proprio nelle zone, si sviluppano nelle zone costiere, e sono città che hanno un collegamento importante tra la terra e il mare. Perché? Perché comunque ingenerano un cambiamento in quello che è il territorio che sta dietro la città, e appaiono proiettate sulle rotte con cui partecipano, di cui appunto partecipano attivamente. Nel territorio della Soprintendenza di Cagliari ci sono alcune delle città più importanti, che sono appunto Tarros, che sono Acabras, che sono Nora, che sono Apula, Bitia, a Domus de Maria, Sant'Antioco, e la stessa Cagliari che avete visto anche dai rinvenimenti subacquei aveva un ruolo importantissimo in questo circuito di scambi. Nella giornata di oggi vi vorremmo proprio parlare di alcune di queste città su cui la Soprintendenza di Cagliari sta facendo anche delle ricerche sistematiche. Sapete che molto spesso la Soprintendenza si muove un po' sulla base delle emergenze, quindi fa archeologia preventiva, segue le opere pubbliche, fa esplorazioni legate a quelle per evitare che poi le grandi opere vadano ad impattare sul patrimonio archeologico. A volte fa invece ricerche sistematiche, altre volte magari interviene soprattutto per cercare di conservare, di mantenere il patrimonio archeologico e mantenerlo insomma costantemente, ma in tutte queste attività comunque la ricerca ha sempre un ruolo fondamentale, e da tutte questo tipo di attività riusciamo a recuperare delle informazioni che poi messe insieme ci consentono di dare un contributo alla ricostruzione storica alla ricostruzione storica, diciamo, nei vari periodi. Dei brevi cenni ve li vorrei fare sulla città di Nora, che vedete è proprio una città di mare, localizzata su questo promontorio, ma il mare, che è stato anche la sua fortuna nell'antichità, è anche un grandissimo nemico di Nora. A Nora i fenomeni di invasione dell'acqua sulla città stanno diventando sempre più invadenti. Negli ultimi anni abbiamo avuto grandissime mareggiate, fenomeni meteomarini che distruggono spesso anche gli stessi lavori di restauro che magari la Soprintendenza ha portato avanti. Da questa immagine vedete bene come anzi una parte della città sia stata già proprio mangiata dal mare e sia ormai perduta. Vedete, tra l'altro, ecco, in questa opera di ricostruzione storica ci aiutano anche le università che operano insieme alla Soprintendenza sul territorio di Nora, ma in un ambiente bellissimo, perché appunto anche per gli studenti è bellissimo lavorare e scavare in riva al mare, ma all'interno di questo ecosistema poi ci sono tutta un'altra serie di fattori che devono essere tenuti in considerazione per la conservazione, tra cui anche l'ambiente, la avifauna che fa parte di questo delicato ecosistema e che talvolta è insieme al mare nemica della conservazione dei resti archeologici, come nel caso dei gabbiani, che purtroppo costituiscono un pericolo per Nora. In questa immagine vedete i risultati che il mare l'azione del mare nella mareggiata del 2018 ha portato proprio all'erosione di alcune strutture archeologiche.
E tra l'altro vedete tutte quelle zone che adesso, se andate a visitare Nora, sono state recuperate e restaurate, apparivano dopo le onde, le gravissime mareggiate del 2018, apparivano in queste condizioni completamente distrutte e peraltro anche illeggibili. Guardate l'acqua che, ma non solo appunto le parti più vicine al mare, ma anche l'interno distrutto da questo evento meteo marino. Questi sono alcuni dei punti che erano stati maggiormente danneggiati nel 2018, tra cui anche il Tempio di Esculapio, che sorge su questo promontorio, vedete che ha poi che è costantemente in fase di erosione, e una parte proprio della superficie è già andata via, e non bastano le opere che si stanno facendo anche di contenimento dell'erosione marina per salvaguardarlo. Questi, vedete, invece, dopo un po' gli interventi di restauro che sono stati fatti, tra l'altro interventi che consentono anche di riprendere in mano le murature, rileggerle, vederne un po' anche recuperarne anche il dato scientifico, e quindi restituire ancora altri pezzettini della storia di Nora. Questo è il tempio di Tanit, che sta sulla collina. Come sapete, questa collina e questo tempio che appunto quando lo scoprirono lo chiamarono Tempio della Dea, che uno dice è in alto, in un'altura. Anche questo in realtà fu interessato dall'evento meteo marino. Adesso invece con il restauro è stato possibile riposizionare le pietre nella loro giusta posizione, quindi rileggere la struttura e renderlo anche fruibile ai visitatori, perché ricordiamoci che Nora è una delle città più visitate, tra i siti archeologici più visitati della Sardegna. Allora, aspetta, no, adesso mi sono persa, non so come si torni indietro. Comunque no, come? Ah, questo qui. Allora, ecco un esempio. Che cosa significa stare sul mare? Un esempio ce lo dà. Volevo farvi un esempio veloce, giusto per avere un'idea di come si lavora quando siamo sul... Non so se qui siamo indietro. Ecco, come si lavora sul mare. Allora, qui vedete l'immagine delle quelle cosiddette terme di Levante, che erano state addirittura interrate proprio dalla soprintendenza, perché il mare, tutti i fenomeni legati alla salinità anche del mare stavano come dire, distruggendo l'edificio. Quindi l'edificio fu interrato. Tra l'altro l'edificio era dotato di un bellissimo mosaico. Allora, era dotato di un bellissimo mosaico che però appunto è stato interrato per evitare che fosse distrutto. Questa era una parte praticamente delle terme, che vedete, questi sono sopra vedete dei fotogrammi tratti da un documentario che documentano proprio il crollo che c'era stato, perché questo edificio praticamente ha perso una parte importante della sua struttura, e questo ne rende difficile spesso anche la sua lettura. Vedete, questo è il fenomeno che si caratterizza queste strutture così vicino alla spiaggia, con l'acqua che scava sotto le fondazioni e che quindi ne provoca poi progressivamente il crollo. Ecco, questo è l'edificio come appariva quando era stato scoperto, quindi prima di essere interrato con il mosaico, e quando poi la soprintendenza ha recuperato i fondi per consolidare il mosaico, cosa ha fatto? Ha tolto la terra e messo di nuovo in evidenza la struttura. Ecco, molto spesso la soprintendenza viene accusata di nascondere la storia perché utilizza questi metodi per proteggere i monumenti. In realtà si vengono coperti quando non si hanno le risorse necessarie per il restauro, vengono coperti proprio perché le generazioni future possano poi
poi intervenire adeguatamente e ne possano godere come appunto come giusto che sia anche nel futuro. Però quando abbiamo poi tolto tutta la terra che era stata messa a protezione della struttura, ci siamo accorti che quei metodi avevano effettivamente funzionato, e da lì poi è iniziato questo intervento di conservazione sul mosaico, che è un intervento molto lungo e che non è ancora completato. Vedete dei particolari di questo pavimento a mosaico che è ancora conservato in tutta la sua bellezza. Ma quando poi, sebbene fosse un intervento, come dire, di restauro, abbiamo acquisito anche nuove informazioni per la conoscenza di queste terme, perché appunto durante le fasi del restauro poi abbiamo trovato che sotto il pavimento c'era una cisterna che prima non si conosceva, quindi tutto un sistema idrico che era collegato alle fasi precedenti l'utilizzo di questo ambiente. Questa, vedete, la cisterna esplorata con una telecamerina, e tra l'altro poi estendendo l'area diciamo di ripulitura dalla terra, più che altro semplicemente per mettere in sicurezza il mosaico e non tanto per scavare, ci siamo accorti che c'erano appunto altri lacerti pavimentali, quindi altri ambienti in Cogiopesto che non erano stati esplorati e che invece ci fanno capire che appunto l'edificio termale era molto più grande di quello che si pensava fosse. Vedete dei particolari di questo nuovo ambiente. Tra l'altro, ripulendo le lacune del mosaico, sempre per consolidamento, ci siamo resi conto che sotto il mosaico c'era un altro piano pavimentale, quindi pertinenti a degli ambienti che erano pertinenti a delle strutture precedenti quelle delle terme. Questo non è che ci deve meravigliare, perché comunque Nora è una città un po' come Cagliari, no? Che lì si è vissuto per tantissimi anni, e quindi si è ricostruito sulle strutture precedenti, e molto spesso si sono obliterate le fasi più antiche. Noi quelle che vediamo magari sono quelle più recenti. Tra l'altro, ecco, anche i rinvenimenti che sono stati restituiti da questo intervento di restauro sono molto interessanti e che necessitano appunto che sono da acquisire, ma che meritano anche di essere avviati a processi di valorizzazione. Questa è una parte appunto di una delle vasche della struttura termale, anche questa è quella più vicina al mare, quella più danneggiata. Tra l'altro, quando si è andati un po' a lavorare sugli intonaci per il restauro ci si è resi conto che tutte questi intonaci avevano dei motivi floreali, e quindi si è riusciti anche a restituire, cioè ad avere diciamo degli sprazzi, quelli un po' sbiaditi dal tempo, ma comunque importanti ancoraggi per darci un'idea di quella che doveva essere questa struttura nelle sue origini, colorata con questi di colori anche molto vivaci, dal rosso all'azzurro al verde, un po' in tutte le parti intonacate. Adesso le foto non rendono giustizia, ma vedete, si vedono proprio questi lacerti di intonaco. Qui abbiamo dei tratti scuri o dei tratti, vedete, tratti di rosso, che appunto messi insieme ci possono dare l'idea di quella che era la vivace decorazione di questa struttura. Tra l'altro, quando abbiamo esteso, sempre diciamo per motivazioni conservative, l'intervento, ci siamo accorti che aveva, oltre all'ambiente noto e a questi ulteriori lacerti murari laterali, anche sulla fronte aveva un portico importante con cui si affacciava sulla strada che attraversa Nora. Quindi questo edificio, con questi piccoli interventi, cioè questo grande intervento di restauro che, ripeto, è ancora in corso, grazie comunque a tutte le informazioni ricevute ha potuto riacquisire una dignità diversa, perché con questo portico appunto si affacciava su una delle strade più importanti di Nora e doveva essere quindi un edificio centrale nell'urbanistica della città.
Ecco, come l'esempio delle terme di Levante è valido un po' per tutti gli altri edifici e per tutti gli altri interventi che stiamo facendo a Nora. Piccoli passi, molto spesso appunto puntando soprattutto alla conservazione e alla manutenzione, poi in realtà quando andiamo a effettuare le lavorazioni ci rendiamo conto che si recuperano dei piccoli tasselli e che però ci cambiano la storia della città. E non è, diciamo, importante solo per gli addetti ai lavori. Sicuramente per gli addetti ai lavori è fondamentale, perché appunto per gli specialisti della materia sono momenti importanti della ricerca, però è importante anche per chi lavora quotidianamente a Nora e che svolge attività di fruizione, perché le persone che visitano questi siti archeologici vogliono informazioni complete, vogliono informazioni sempre nuove e grazie anche anzi alle novità molto spesso hanno questo stimolo per tornare, per rivedere il sito archeologico. Quindi in questo senso la manutenzione, la conservazione, ma anche la ricerca entra in quel circuito virtuoso di tutela e valorizzazione che, come dire, noi proponiamo sempre come momenti collegati e intimamente connessi della disciplina archeologica. E adesso passerei la parola alla mia collega, la dottoressa Pietra, che invece vi farà l'esempio di un altro sito che con il mare ha sempre avuto un rapporto molto ma molto privilegiato. Grazie tanto. Sì, passiamo da Nora a Cagliari, dove invece l'archeologia insegue le opere pubbliche, naturalmente, essendo una città che non ha mai smesso di vivere. Chiaramente diciamo, la ricerca archeologica è un po' più arrancante rispetto ad altri contesti. La ricostruzione, in questo caso, questa sera dividerò due parole della Cagliari romana, la ricostruzione della sua forma, della forma della città in età romana, deve fare i conti con una memoria sfilacciata, una documentazione irrimediabilmente incompleta, molto disomogenea ed eterogenea per come è stata raccolta, quando, e anche per come è stata archiviata, cioè che cosa di quegli rivenimenti anche risalenti nel tempo arriva fino a noi. La fonte principale della conoscenza sulla Cagliari antica, sulla città antica, è proprio il suo continuo rigenerarsi su se stessa, che è sicuramente un motivo di grande disagio per i cittadini nella quotidianità, ma che per la conoscenza della sua storia è fondamentale. Capita qualche volta anche di incontrare di nuovo vecchie conoscenze, ritenute perdute o comunque troppo molto risalenti nel tempo e troppo diciamo con una documentazione troppo vaga per poter dare un'interpretazione o una lettura. Uno di queste vecchie conoscenze molto complesse da interpretare erano i rinvenimenti occorsi durante la costruzione della stazione ferroviaria di Piazza Matteotti, diciamo nella zona dove c'è il pallino rosso. La stazione ferroviaria è stata costruita nella seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, e in una sorta di lingua di terra che si protende verso il mare tra il golfo di Cagliari, l'area portuale, e quella che ancora nella cartografia ottocentesca è indicato come stagno, lo stagno di San Pietro, le saline di San Pietro, e che ancora nella cartografia ottocentesca e anche nelle carte archeologiche del Crespi del 1862 e successivamente in quella di Dionigi Scano nel 1934. Di questi rinvenimenti questo è tutto quello che sapevamo, è tutto quello che sappiamo. Queste poche righe. In questa lingua di terra, secondo Giovanni Spano, la città si estendeva ancora, la città romana almeno si estendeva. E durante la costruzione della stazione furono rinvenute
grandi massi, acquedotti e cose di questo tipo, che Vivanetta descrive con poco più dettaglio, alcuni dei quali però sono importanti. Il piano smaltato di un'ampia antica vasca, un lungo tratto di antico acquedotto murato con embrici quadrati di 0,60 metri di lato. Il condotto era contenuto entro un rivestimento di massiccio di circa 1,50 m. In occasione dei lavori di realizzazione della stazione di arrivo della metropolitana leggera di Cagliari, con la collaborazione di ARST e della Regione e anche di RFI, stiamo indagando, lo scavo è ancora in corso, stiamo indagando un'ampia area di quasi 600 metri quadrati proprio in corrispondenza del plesso ferroviario di Piazza Matteotti. Lo scavo, ripeto, è in corso, ha restituito una serie di edifici di età romana imperiale e poi con una grande ristrutturazione in età tardo-antica. Il primo edificio, cioè l'edificio principale, è questo indicato con la lettera A nell'immagine. È un edificio quadrangolare in conglomerato cementizio, cioè in piccole pietre cementate con malta, all'interno del quale è un'altra foto, all'interno del quale è inglobata una condotta idrica in muratura laterizia, con un pozzetto, che è questo che vedete, nel quale si apprezza la tecnica muraria della condotta idrica, che è aperta appunto in corrispondenza di un pozzetto, anch'esso con nucleo cementizio rivestito con un paramento in laterizi, e la condotta confluisce in un serbatoio cisterna dal quale fuoriesce dal lato meridionale. Questo ambiente, questo serbatoio doveva essere più grande originariamente, e in età tardo-antica è stato ridotto, in parte colmato, la condotta in uscita obliterato e probabilmente utilizzato ad altri scopi che non abbiamo ancora del tutto chiarito. Completano l'arredo di questo ambiente un grosso recipiente di pietra alto oltre 1 metro, accuratamente alloggiato nel conglomerato cementizio, e che forse doveva avere un gemello poco distante, del quale sono stati rinvenuti alcuni frammenti nell'obliterazione della condotta in uscita dalla muratura sud. Per l'accurata fattezza che si apprezza grazie a uno straordinario stato di conservazione, l'edificio è certamente interpretabile come un tratto dell'acquedotto romano di Cagliari, probabilmente il suo tratto terminale, in costruzione laterizia come altri tratti, non moltissimi, ma altri tratti conosciamo in città, in quelle parti della città dove il suo escavo nella roccia, come nelle parti più note dell'acquedotto cagliaritano, scavato nella roccia a grandi profondità, evidentemente non era possibile, anche per ragioni di pendenza e di risalita. Questo edificio è inserito in una imponente platea di grossi blocchi che ho indicato con le lettere B, di grossi blocchi di 90 x 60 centimetri, per una potenza, attualmente non abbiamo ancora raggiunto la base dei blocchi, di oltre 1 metro, che sono stati rinvenuti in porzioni non contigue a ovest, collegate dall'edificio indicato con la muratura indicata con la lettera C, anch'essa in blocchi di 90 x 90 x 90 centimetri, al di sotto dei quali c'è un ulteriore ricorso di blocchi, al momento messo in luce solo per una decina di centimetri. Questo è un dettaglio di questa platea incredibilmente monumentale, all'interno della quale è anche una vasca, il cui scavo non è ancora stato completato, di cui si conserva il rivestimento in intonaco idraulico delle pareti. Un'altra vasca è poco distante,
indicata con la seconda freccia più lunga in senso perpendicolare, ma anche questa è stata appena messa in luce in affioramento in superficie. Ecco la seconda vasca. L'acquedotto ricorda moltissimo la descrizione che ha fatto Filippo Vivanet di quello che aveva visto lui. Non è probabilmente lo stesso tratto, perché Vivanet parla di una posizione in corrispondenza dei binari. In questo tratto, nelle vicinanze della stazione, non ci sono mai stati binari, quindi sono poco più avanti. E quindi sono in quel tratto dei binari che sono all'interno della stazione ora, dove c'è la vecchia locomotiva, per chi ha pratica. Più o meno quello dovrebbe essere oggi, possiamo dire, di poter posizionare il rinvenimento dell'Ottocento in quella zona, in continuità con quello che abbiamo rinvenuto noi. Il tutto è come dire, corredato da una serie di rinvenimenti mobili. Qui ho pochissime fotografie perché veramente è in corso di scavo, tra cui questi due frammenti, queste due porzioni di colonne rinvenute e reimpiegate in una canalizzazione tardoantica che in parte interferisce ed interviene nella lettura dell'acquedotto ed altre, scusate, e moltissime lastre e lastrine di marmo, di tutti i marmi che vi possono venire in mente dell'antichità. Se l'acquedotto, le colonne, le vasche ricordano il rinvenimento di Vivanet, la platea richiama invece un altro rinvenimento non troppo distante, di cui però conosciamo soltanto le descrizioni che ci lasciano Taramelli e Dionigi Scano, di una potente platea in corrispondenza del Palazzo Comunale, di Palazzo Vivanet, delle scuole Satta che si affacciano sul Piazza del Carmine e che sono i pallini blu nella foto. Anche in questo caso tutto ciò che abbiamo di questo rinvenimento sono più o meno, vabbè, ho riassunto un po', ma non c'è molto di più in nessuno dei due testi. Però diciamo che quando io ho visto questa platea ho pensato immediatamente a queste descrizioni, che avevo già considerato, avevo già preso in esame in precedente occasione, ritenendo possibile, anche in linea con quello che dice Dionigi Scano, che si trattasse di una sorta di terrazzamento, di raccordo tra il mare e la città, e soprattutto il cuore monumentale della città, che si sviluppa proprio in questa parte che si affaccia sul mare e che è costellata da una serie di edifici disposti a diversi livelli. Adesso ne sto mostrando qualcuno: quello della BNL nel largo Carlo Felice, i rinvenimenti del Palazzo delle Poste in Piazza del Carmine, i rinvenimenti presso la Chiesa del Carmine, il santuario di Via Malta, l'altro edificio su podio di Via Angioy, l'edificio di Corso Vittorio e il Tempio di Piazza Ienne. Adesso ce ne sono anche altri, ma insomma ne ho beccato qualcuno. Sì, ho finito. Questo soltanto per dire qual è il punto della città dove si trova questo edificio, per cercare di capire di che cosa si tratta, perché adesso poi il punto è questo: che cos'è? Per un edificio che ha a che fare con l'acquedotto, vasche, con l'acqua, eccetera, la prima cosa che viene in mente è un edificio termale, ovviamente, per l'età romana imperiale. In realtà in tutta quest'area non ci sono, almeno per il momento, elementi che fanno pensare ad ambienti caldi. E sembra un po' strano, però lo scavo non è ancora finito, quindi è un'ipotesi che è in campo. L'altra possibilità è che si tratti di un impianto legato ad attività produttive. C'erano le saline poco distanti, c'è il porto poco distante, potrebbe essere anche questo. Anche in questo caso non ci sono elementi da scavo e gli arredi, le colonne, i capitelli, le lastrine di marmo, insomma non mi fanno tanto pensare a una cosa di questo tipo. Quello a cui ho pensato, una delle possibilità a cui ho pensato, è quella della una mostra terminale dell'acquedotto. Qui l'acquedotto doveva finire, siamo a pochi metri dalla spiaggia, dal mare, quindi era forse il tratto finale. Vi ho
ho messo un esempio, che sono i trofei di Mario, che tra i più famosi, giusto ma così a livello per far capire di che cosa sto parlando, e che è come dire, una grossa fontana che veniva normalmente edificata alla fine dell'acquedotto e serviva sia alla distribuzione dell'acqua ma anche a una scenografia no, di giochi d'acqua insomma, di qualche rilevanza. E a questo mi ha fatto pensare la posizione tra il cuore monumentale, che doveva essere uno dei primi edifici che si vedevano entrando nel porto di Cagliari. L'importanza di questo luogo è dato anche dalle trasformazioni di età tardantica, che non sono semplici obliterazioni, ma riusi dei blocchi per costruire ulteriori edifici altrettanto imponenti. Quindi diciamo tra IV, V e VI secolo, quando l'acquedotto viene dismesso, quindi probabilmente qui la destinazione d'uso cambia, comunque si continua a costruire con materiali di riempiego edifici di una certa rilevanza per la città. Ripeto, lo scavo è ripreso da poche settimane, quindi ci saranno a breve aggiornamenti. Do la parola alla collega Chiara Pilo, che vi parlerà di Bittia. Buonasera a tutti. Ci rispostiamo, prometto brevemente, nuovamente lungo la costa sud occidentale, qualche decina di chilometri più a ovest rispetto a Nora, per illustrare veramente molto brevemente alcuni dei risultati della recente campagna e degli studi che stiamo conducendo a Bittia, dove la soprintendenza sta lavorando dal 2010, in questo caso fortunatamente con delle indagini sistematiche. Bittia non ha bisogno insomma, di presentazioni, già le fonti antiche attestano che è una delle città più importanti della Sardegna. In particolare Tolomeo nella descrizione, nella citazione delle città poste lungo il periplo dell'isola non solo menziona Bittia, ma anche il suo porto, sulla cui ubicazione ancora si discute molto, è una questione assolutamente aperta. Appunto dal 2010 la soprintendenza sta conducendo delle indagini, questo dobbiamo dire grazie un po' alla volontà, all'intuizione di Marco Minoglia, che all'epoca era soprintendente a Cagliari, che appunto ha ritenuto di dover avviare le indagini nel promontorio occupato dalla torre di Chia, vicino alla spiaggia di Sacolonia, proprio perché mentre di vari aspetti della città erano noti, proprio la conformazione urbanistica, l'aspetto proprio dell'insediamento era quello che rimaneva più sfuggente. Questo perché indagata ampiamente, adesso non c'è tempo per approfondire un po' la storia degli studi, ma sicuramente molto conosciuta e pubblicata una parte della necropoli di Sacolonia, che venne rinvenuta per la prima volta anche in questo caso a seguito di una mareggiata. Il rapporto delle città costiere col mare è sempre molto, molto complicato, a partire a seguito di questo rinvenimento, dopo che vennero anche un po' dispersi i materiali rinvenuti. Nel 1933 Taramelli conduce le prime indagini sistematiche. La necropoli di Sacolonia è stata poi oggetto tra la fine degli anni 70 e 80 di uno scavo sistematico, e anche recentemente vedete l'immagine qui,
l'ultima immagine, che è relativa a uno scavo d'emergenza condotto proprio dal personale della soprintendenza nel 2017 a seguito di una mareggiata che portò alla luce diverse sepolture sia dall'età fenicia all'età romana, con la necessità proprio di intervenire prontamente perché avevamo in mare parte dei resti. Oltre alla necropoli è noto seppur non più visibile, il cosiddetto santuario di Bes, sempre scavato inizialmente da Taramelli e poi oggetto di indagine negli anni 50 con Pesce. Sono notissimi i votivi cosiddetti del tipo sofferente strapubblicati. Il Tofet, indagato negli anni 60 da Barré, che è attualmente oggetto di una campagna di scavo da parte di scavo in regime di concessione ministeriale da parte dell'Università di Ca' Foscari di Venezia. Ma appunto gli aspetti che rimangono ancora, cioè, almeno fino al 2010, più sfuggenti erano proprio quelli relativi alla parte di abitato, ad eccezione di un piccolo saggio fatto nel 1933 da Taramelli, che aveva portato in luce in una zona del promontorio, più o meno in corrispondenza dello stradello che vedete che sale verso la torre, parti di almeno 2 abitazioni di età imperiali. Dal 2010 ad oggi sono state appunto avviate delle indagini sistematiche proprio sul promontorio, la cosiddetta acropoli di Vitia. L'ultima campagna è stata condotta nel 2022, ma a breve riprenderanno le attività e abbiamo deciso, insomma, fortemente caldeggiato che venisse destinata anche una parte importante adesso di un finanziamento che abbiamo in corso a uno studio sistematico dei materiali con un gruppo di lavoro che al momento è all'opera a Domus de Maria, proprio per non solo portare avanti lo scavo, ma aiutarci a leggere il complesso e l'articolata situazione che abbiamo individuato. Qui vedete dalla foto aerea quello che attualmente è visibile, è stato portato in luce, è un settore dell'abitato, un porzione dell'abitato, ma poi vedremo anche insomma, le funzioni che crediamo di poter ormai individuare, che sfrutta il pendio in parte appoggiandosi con terrazze, appoggiandosi alla roccia imposto, ma anche man mano costruendo dei terrazzamenti artificiali che consentono poi di sviluppare gli edifici. Qua vediamo se riesco, vabbè, no, non riesco a comandarlo bene, quindi comunque da dove vedete i teli neri si susseguono almeno 3 terrazzamenti, ma soprattutto un elemento molto sicuramente che enfatizza la salita verso l'alto è questa scalinata che potete vedere conservata, seppur parzialmente, per almeno 15 metri, che segna il pendio verso oriente e che conduceva con un'enfasi monumentale verso la parte sommitale del promontorio. Parte sommitale che ovviamente è quella di più difficile lettura attualmente, perché sulle strutture antiche si è impostata la torre aragonese costruita nel 1570, che quindi ha in parte sconvolto e ovviamente rende anche complicate per noi le operazioni di indagine, perché non possiamo chiaramente sottoscavare il monumento. Però sono sicuramente, questo vedete la planimetria, questo dei dettagli della scalinata,
Qui un dettaglio del saggio nella parte sommitale che ha permesso di evidenziare dei blocchi comunque evidentemente di un edificio a carattere monumentale che contestualmente al rinvenimento di materiale molto rimestato e nell'area sommitale ormai non più in situ, o che ci indirizza verso un'interpretazione culturale di quest'area, ma anche di altri settori delle strutture che abbiamo portato alla luce. Abbiamo una serie anche di iscrizioni sia in neopunico che in frammentari, però sia in neopunico che in latino, che sono al momento all'attenzione di Paolo Xella per quelle in neopunico e del professor Antonio Corda per le iscrizioni latine, che sicuramente ci porteranno delle informazioni importanti, ma anche materiale, tra cui materiale votivo, che poi vedremo abbastanza velocemente. In questa terrazza a cui si accede dalla scalinata, anche in questo caso la destinazione cultuale è resa evidente dalla presenza di un altare a cui si affianca un piccolo, vedete nell'angolo in alto a sinistra, un piccolo sacello, e che in una fase successiva viene corredato di un piccolo portico. Dobbiamo dire che la lettura è resa particolarmente complicata da una parte dal sovrapporsi dall'età punica fino, noi chiaramente le leggiamo almeno all'età tardo imperiale, la sovrapposizione di strutture oltre ai rimaneggiamenti nella parte alta di età aragonese. Lettura che è fortemente resa ancora più complessa sia dal il pendio piuttosto scosceso, che ha ovviamente implementato anche fenomeni di caduta e di crollo, di perdita di porzioni dei terrazzamenti, e dal fatto anche che negli anni 60, mi sembra più o meno, il promontorio è stato oggetto di una piantumazione di pini, li vedete ancora nella parte bassa, che ha creato ulteriori terrazzamenti artificiali, ma in parte compromesso le strutture antiche. Nell'ultimo intervento del 2022 abbiamo finito di scavare questo settore che era stato già precedentemente individuato, oltre ad aver condotto dei piccoli interventi nelle terrazze superiori legati soprattutto alla necessità di mettere in sicurezza a monte per poter lavorare nei settori sottostanti, che però hanno portato anche rinvenimenti di particolare interesse, come questa struttura riconducibile a un forno, su cui adesso stiamo anche un po' sulla funzione ragionando. Il materiale, per quanto in dispersione, vedete a un livello di un certo tipo, frammenti di piccoli altari, decorazioni anche in stucco o di alto livello, con elementi marini, un pesce, forse un delfino, delle riproduzioni di borchie. Questo invece è l'edificio di cui che avevo accennato, di cui abbiamo completato lo scavo. Meriterebbe, abbastanza complesso la sua storia, che riusciamo a leggere almeno dall'età tardopunica repubblicana fino all'età imperiale. Solo per molto velocemente dirò che in una prima fase dall'area segnata con questo rosino era un'unica terrazza, su cui viene costruita poi questa cisterna ben datata, che insomma abbiamo la possibilità di datare abbastanza bene adesso con lo studio dei materiali, per rinvenimento nelle fondazioni di reperti piuttosto significativi. Si restringe il terrazzamento creando una sorta di corridoio, e successivamente
non si accede più dalla terrazza, ma direttamente dalla terrazza inferiore. Vediamo qua il dettaglio con la porta e conservate ancora i gradini e una rampa che poi consentiva di arrivare anche probabilmente con delle sistemazioni lignee nella parte finale all'accesso superiore. Qui vediamo dei dettagli nella zona con delle sistemazioni di lastre e appunto il materiale che vi dicevo che ci consente di datare in età tardo repubblicana probabilmente la costruzione della cisterna. Ma soprattutto cerco di stringermi, mi rendo conto che non è molto chiaro, porto l'attenzione sulla cisterna stessa e sull'ambiente adiacente che vengono volontariamente riempite di materiale, una grandissima quantità di materiale. Tra l'altro l'ambiente, vedete, presenta anche questa risega probabilmente pertinente alla sistemazione di un soppalco, ma grandissima quantità di materiali che vengono poi obliterati con la costruzione di un pavimento e l'ampliamento della terrazza superiore, materiale che moltissimo materiale ceramico o materiali vari, qui un piccolo assaggio con molti materiali che rimandano proprio alle attività marine, quindi pesi da rete, anche queste sorte di oscilla comunque sono utilizzati anche in ambito marina, spolette da pesca, ma anche materiali di altro tipo come bronzette, vediamo dei roti, diversa coroplastica votiva, ma anche questo è l'ospite d'eccezione nel contesto, perché il contesto adesso che stiamo lavorando sui materiali è abbastanza coerente cronologicamente nella prima metà del I secolo d.C. e in questo contesto di età imperiale troviamo un bronzetto nuragico che è stato studiato, è in corso di pubblicazione l'articolo da parte della collega Gianfranca Salis, che quindi ci fa capire che non è un semplice butto questo materiale che viene sigillato completamente, ma sembrerebbe plausibile interpretarle come delle favisse, quindi delle aree di scarico rituale del materiale che essendo stato donato alla scade il tempo? Essendo stato donato alla divinità, evidentemente è sacro e quindi là deve rimanere. Anche con materiale bronzo sappiamo quanto nell'antichità il bronzo poi potesse essere facilmente invece riutilizzato. Abbiamo condotto con Marco Minoia un primo studio sulle terracotte votive. L'ambito femminile è sicuramente prevalente, con alcune con almeno un caso abbastanza particolare. Vedete quella sulla sinistra è una rarissima rappresentazione di una donna incinta che trova da una parte confronti con l'ambito levantino, la dea gravida, ma anche con queste rare comunque statuette vengono dal mercato antiquario, ma probabilmente provenienti da Mirrina, che presentano questo taglio sulla pancia quadrangolare. In questo caso c'è una sorta di cassettino col feto e vediamo l'incisione quadrangolare che segna proprio la pancia, la rotondità della pancia incinta. E in ambito greco-ellenistico, a cui si ispirano un po' le terracotte votive che abbiamo a Bitia, è un soggetto estremamente raro, che quindi insieme tra l'altro a una statuetta di Curotrofos, per quanto frammentarie, statuette che riportano il gesto dell'Anacaliupsis, che quindi ci portano un po' almeno a individuare come un aspetto preferenziale del culto quello della protezione della donna nel momento di passaggio dall'essere fanciulla a diventare donna adulta con il matrimonio e con la procreazione, quindi protezione della donna, ma che è anche protezione poi di tutta quanta la comunità, in quanto si aspica il proseguimento della stirpe della città attraverso mettendo sotto la protezione
degli dei questo passaggio importante. Ci sono poi animali, frutti che sempre si possono ricondurre a questo aspetto. E qui velocemente appunto abbiamo questi due depositi votivi, materiale erratico che comunque sembra concentrarsi un po' attorno a questo settore e alla parte alta da cui probabilmente veniva ributtato il materiale. Ovviamente ancora non abbiamo, dare un nome sarebbe troppo azzardato, ma probabilmente non siamo lontani nell'immaginare una figura femminile come Astarte, Afrodite, Venere, forse insomma Iside, che trova poi analogie proprio legate anche al contesti marini e portuali nella vicina Nora, nel contesto rinvenuto nell'ex area militare, o anche nella stessa Olbia, uno dei tempi individuati vicino al porto. Queste sono le ultime novità, la ricerca, anche lo studio soprattutto, è in corso e contiamo di potervi dare altre informazioni. Tra l'altro con anche le stesse terracotte votive ci parlano di una città che è aperta a una con ellenistica, che in parte poi la rielabora anche dando apporti invece più locali. E con questo chiudo. Grazie a tutti. Grazie dottoressa Pilo. Porta pure giù. Bene, siamo in chiusura. Io chiamo il sovrintendente Bruno Billecci, chiamo la dottoressa Gasperetti, chiamo l'amico Rubens Doriano e chiamo qui la Carrieri, la restauratrice, perché parliamo delle navi di Olbia. Non potevamo che chiudere con un oggetto di questo tipo, cioè anche la Sardegna ha offerto dei ritrovamenti, diciamo, in acqua, che portano l'isola stessa all'interno di un contesto ben preciso, che è quello che completa fondamentalmente la giornata di oggi, che ci ha mostrato attraverso tutta una serie di segni quella che è l'attività di ricerca in acqua. Questo mi sembra che sia la cosa più bella per chiudere la nostra serata. Io qui su non torno, ricordo soltanto che alle 21:30 qui Archeologia dello spazio con il filosofo Silvano Tagliagambe, con Luciano Violante, con Pietrangelo Buttafuoco e Anthony Muroni, in un viaggio straordinario tra il pensiero e quello che fondamentalmente è il desiderio dell'uomo. Mi sembrava assolutamente doveroso dire questo e soprattutto invitarvi a essere qui, a essere protagonisti ancora di un altro pezzo importante di Sardegna Mediterranea. Grazie Giorgio, io introduco brevemente perché già ho parlato abbastanza ed è bello che la chiusura sia insomma anche chiudere come è iniziata la mattinata con le esperienze siciliane. Il tema è lo stesso, quello del ritrovamento, di un difficile recupero e le operazioni che ne seguono. Permettetemi solo di estrapolare da questo tema delle parole chiave che poi possono essere il fil rouge che collega tutti, al di là degli episodi, questi importanti passaggi della storia della tutela. Il ritrovamento è il primo passo, se ne parlava stamattina, poi ovviamente tutto quello che succede dopo è la parte più difficoltosa. Io ho trovato molto divertente ma anche molto interessante la faticosa attività di studio e anche la dimensione artigianale dell'inventare l'accrocchio, che poi quel vascello disperato da Armata Brancaleone che piano piano con un viaggio quasi della speranza arriva al museo. Però quello è ingegno, cioè sapere risolvere con i pezzi di legno, con i ponteggi che uno ha, con i pochi soldi che uno ha a disposizione, risolvere un problema tecnico. Ovviamente tutto poi si concretizza dopo uno studio, una ponderazione delle problematiche, però poi l'ingegno trova la soluzione per portare a casa il risultato, per fortuna in maniera egregia. Quindi le tecniche poi vedremo possono essere diverse, le scelte possono essere diverse, lì si è tutta la nave tutti insieme, nel caso di Olbia è stato fatto lo smontaggio, a volte è andata bene, in un caso o nell'altro, quindi insomma poi l'esperienza ci dirà e metterà insieme questi episodi e le varie metodologie. Poi il passaggio successivo, quello importante, è quello del restauro. Io
insegno restauro e sono, diciamo, questo è il mio campo. Una cosa ho imparato nella mia esperienza, che il restauro è un momento culturale, è un'azione critica e essendo un'azione critica è figlia del tempo dove viene concepita. Quindi la cosa più facile che può fare un architetto, un restauratore che si occupa di un restauro è criticare un restauro fatto 10 anni prima, 15 anni prima, se non un anno prima, da chi lo ha preceduto. Il restauro non è mai conclusivo, è una scelta critica, è una scelta che si nutre anche delle risorse che ci sono al momento a disposizione, perché nessuno, a me non è mai capitato di avere le risorse per fare un restauro come chi fa i restauri a Pompei. Ma che significa? Non dobbiamo fare i restauri? Potrei dire che è facile avere 60 miliardi e fare la ricostruzione della cupola del Duomo di Noto avendo a disposizione allora 60 miliardi di lire. Il problema è tenere in piedi una chiesetta o un nuraghe avendo 100.000 euro. Però lo facciamo lo stesso. Quindi è ovvio che poi se il restauro è fatto male con 100.000 euro, è fatto male con 30 milioni di euro. Detto questo, quindi noi ci nutriamo di quello che abbiamo quando facciamo un progetto, però è ovvio, opinabile e soprattutto criticamente appartiene a un periodo. Però noi oggi stiamo conservando i restauri fatti alla fine dell'Ottocento, perché anche quello è una testimonianza materiale avente valore di civiltà. È come si facevano i restauri quando li faceva Viollet-le-Duc, quando li faceva Vivanet, quando li faceva Dionigi Scano. Oggi magari non li faremo più. Io non autorizzerei mai l'intervento di Scarpa a Palazzo Abatellis, se ci fosse un Palazzo Abatellis nel mio territorio, però non penserei mai di restaurare Palazzo Abatellis o Castelvecchio. Qualcuno è venuto a quest'idea, a Piazza Armerina l'hanno fatto, hanno tolto l'intervento di Minissi, però quello appartiene anche alla cultura e alla storia del restauro. L'ultimo aspetto, il penultimo, è la valorizzazione. Lo dico più volte, la valorizzazione è uno strumento formidabile, è uno strumento moderno, perché ci siamo scoperti innamorati del passato di recente, il turismo culturale è cosa recente, così come andare negli stabilimenti balneari, abbiamo scoperto il mare come passatempo da poco, prima ci lavoravamo soltanto e adesso facciamo il turismo culturale. Ben venga, però ricordiamoci, è uno strumento, non è l'obiettivo, noi dobbiamo valorizzare quando ciò, direi, non mette a pregiudizio la tutela dei beni e direi, anche alzando un po' l'asticella, non ne mette a repentaglio anche l'immagine, non dico l'austerità, ma il senso del tempo che ha una dignità molto importante. Il codice dice che anche l'uso va autorizzato di un bene culturale. Questo significa che anche un uso svilente, anche che non abbia una ripercussione fisica sul bene, va autorizzato, va pensato. Non è che una necropoli può diventare il teatro di un concerto. Perché? Ragioniamoci. Perché quello attira persone? Secondario. Ciò non significa che non si possa fare, si deve fare con intelligenza e mettendo la tutela prima del resto, uno strumento. Chiudo dall'inizio. Oggi si è parlato molto di archeologia preventiva. Riflettiamo su questo. L'archeologia preventiva, noi abbiamo 3 problemi in Italia, ho capito, dal punto di vista normativo per le opere pubbliche: il rischio sismico, e capiamo perché, il rischio idrogeologico e il rischio archeologico. Vedete la dimensione di approccio al tema. Cosa mi può succedere? Che venga un terremoto, che frani un territorio oppure che esondi qualche fiume e che trovi qualcosa scavando. Questi sono i grandi rischi che hanno le opere pubbliche e la quotidianità. Però, nonostante questo, la normativa sui lavori pubblici ha dato uno strumento fondamentale alla conoscenza, ha permesso di fare azioni che prima erano inibite dalla mancanza di risorse mentre si fanno le opere pubbliche. Noi abbiamo avuto, a Olbia è un caso di questi, no Rubens? Il fatto di dover fare un'opera pubblica ha permesso un ritrovamento importantissimo e così tanti altri in tutto il nostro territorio. Quindi una grande intuizione anche se nata per altri obiettivi. Vi segnalo, e chiudo con questo, che la normativa nuova sposta un po' il baricentro di questa questione. L'archeologia preventiva nel nuovo codice viene spostata un po' alla fine del procedimento, basta, sto parlando di temi che molti di voi conoscono, basta che non siano iniziate le opere. Qual è la sottile differenza? L'archeologia preventiva dovrebbe evitare che cosa? Il ritrovamento fortuito che fa cambiare il progetto. Quindi sposta le decisioni prima, si accetta un rischio e il progetto in caso viene cambiato nel preliminare, in fase preliminare.
che è la fase in cui un progetto, viva Dio, va cambiato. Invece se spostiamo a un definitivo, significa che poi c'ho già il definitivo. Modificarlo è possibile, però è oneroso e allora vanno bilanciati i vari interessi. Questo perché, l'ho detto il primo giorno, ieri, in tempo di PNR, di velocità, avere a monte un ragionamento sull'archeologia preventiva intralcia le VAS, le VIA, le valutazioni di impatto strategico e i progetti PNR. È un errore concettuale che annulla quella che era stata una grande intuizione, bilanciamo tutto all'inizio, variamo il progetto quando è possibile, quando è poco costoso. Poi, viva Dio, i ritrovamenti fortuiti si possono anche fare anche se il rischio è basso, lo sappiamo. Direi per fortuna, non è un rischio, è un vantaggio a mio modo di vedere, penso a modo di vedere tutti noi. Detto questo, quindi ragioniamo sul fatto che al di là degli episodi c'è un atteggiamento che sta cambiando. Riflettiamo su questo perché insomma abbiamo anche il dovere di riflettere, anche se il nostro potere è limitato alle azioni che facciamo nel territorio, però abbiamo la massa critica per poter valutare tutto questo. Grazie. Metto la sveglia nello smartphone così sono sicuro di parlare solo 20 minuti, se siete d'accordo, che devo anche lasciare lo spazio alle colleghe. Eccoci qua, 25. Il microfono a mano non c'è, vero? C'era? Ok. Negli ultimissimi anni 90 era in corso di progettazione, grazie mille, era in corso di progettazione il tunnel di collegamento dell'area portuale di Olbia con la viabilità extraurbana. E in quel punto il traffico in estate era una tragedia assoluta. Si trattava di un'opera di enorme importanza, di enorme impegno economico, finanziario, progettuale, eccetera, eccetera. In conferenza dei servizi io mi espressi, non sapevamo, eccolo qua, il verde dell'area urbana antica e il tracciato del tunnel. All'epoca non avevamo certezza di dove fosse il porto urbano di Olbia. Per motivi che adesso tralascio, altrimenti diventa troppo lungo. E quindi c'era il sospetto che quello potesse essere il fronte portuale, però l'opera andava fatta naturalmente. E io dissi, vabbè, accantonate un tot, stiamo parlando di milioni di lire, qualche centinaia di milioni di lire, perché magari se incrociamo il fondale del porto, materiale archeologico ce ne sarà. Quello che è successo a Gabriela Gasperetti a Porto Torres, hanno fatto il dragaggio e è venuto fuori. Un'opera del genere si realizza in questo modo. Le due linee rosse lunghe, no, lato terra e lato mare, prima di scavare bisogna sparare con iniezioni nel terreno di cemento, due pareti, una lato mare per confinare l'acqua del mare, una lato terra, l'acqua della falda che c'è sotto la città, per confinare l'acqua. Quindi si creano prima le pareti e poi si scava. Chiaramente io ci accordammo con l'impresa che scavassero in orizzontale, non con i fossi, no? Non approfondendo immediatamente i primi 5-6 metri che andassero, e mandavo il personale a controllare. Ecco qua, questo è in relazione alla città antica, lo scavo del porto, poi lo vedremo meglio. E in rosso vedete il circuito delle mura e in blu quella che più o meno era la linea di costa in età antica. Qui andiamo avanti, altrimenti si fa lunga, Io mandavo il mio personale, il personale della soprintendenza, a sorvegliare lo scavo. Il 1° luglio del 99 mi chiamano e mi dicono: dottor, venga, e qui è pieno di cocci e pieno di legni. Ma come pieno di cocci? Ieri non c'era, una avvisaglia avremmo dovuto averla.
Vado e l'impresa, senza avvertirci, aveva deciso di fare 2 trincee di approfondimento lungo i lati lunghi, lungo la paratia di cemento sparato. E ormai lo scavo era approfondito e quindi da sopra, dal cordolo, dal bordo del cemento, io mi sporgo e mi rendo immediatamente conto. C'era molto materiale, c'erano legni si vedeva chiaramente da sopra che erano d'età romana, e purtroppo c'era un gruppetto di legni, poi niente, un gruppetto di legni, poi niente, un gruppetto di legni, era più di un relitto. Ma dico, questa è una tragedia assoluta, era ed è una tragedia assoluta, poi vi diremo perché, le colleghe vi diranno perché. Una tragedia assoluta. Mamma mia. Informo subito la soprintendente, Fulvia Lo Schiavo, all'epoca, dico Fulvia vieni quando puoi perché questa è una rogna colossale. Fulvia il 1° settembre lasciava la soprintendenza per andare a CNR, non lo faceva volentieri. Viene, le spiego, guarda, e Fulvia mi dice, questo è uno dei pochi motivi che mi compensano il dolore di andare via, perché questa è una rogna colossale. Abbiamo fatto uno scavo, la parte gialla, di 280 metri di lunghezza, per 20 di larghezza, per 4 di profondità media, ritrovando tra porzioni piccole e porzioni molto grandi 24 relitti di imbarcazioni romane e medievali. Man mano che lo scavo andava avanti, no, questo lo diciamo dopo. Allora, vedete le mura di cinta, più o meno la linea di costa, e il settore sud e il settore nord sono separati da una sporgenza della linea di costa, la lettera C, che in età romana era un cantiere navale. Un disastro naturale, un'alluvione da terra, mandò in rovina il settore sud, lo colmò di fango, eccetera, in età, diciamo intorno al 70 d.C. E mandò in rovina anche il cantiere navale, nel quale per esempio era in riparazione probabilmente un relitto appunto d'età neroniano-vespasianea, con 2 grandi travi, sono lunghe 9 metri, probabilmente di una gru di sollevamento d'età romana, così come testimoniata da un celere rilievo del porto di Ostia. Sono le uniche travi di gru conosciute in tutto il mondo romano. 2 alberi di navi e 3 e 4 timoni di navi sono gli unici conosciuti in tutto il mondo romano. Si conoscono porzioni piccole di alberi, ma nei relitti sott'acqua, e gli unici timoni noti erano quelli delle navi di Nemmi, che sono andati a fuoco nel 1944 durante la guerra. Poi li rivedremo. Il settore nord invece, che è quello che rimane in uso dopo l'età neroniano-vespasianea, nascondeva una storia molto più lunga, molto più complicata, molto più importante. Allora, le 2 righe orizzontali lilla sono le paratie di cemento che appunto l'impresa spara prima di cominciare a scavare. In rosso vedete i relitti, un gruppo di 11 navi onerarie, diciamo tra i 20 e i 30 metri quando navigavano. In rosa vedete la sagoma come doveva essere intera. Le lingue verticali erano dei moli, dei pontili di legno dei quali abbiamo trovato i pali. Quindi gli 11 relitti vanno a fondo quando le navi sono ormeggiate in porto. Noi all'epoca abbiamo fatto la scelta per asportare i relitti dello smontaggio. Quindi si tolgono, a sinistra c'è ancora il fasciame, tolto il fasciame compaiono le ordinate,
ancora intero prima dello smontaggio, naturalmente un altro esempio dopo lo smontaggio delle ordinate, un altro esempio dopo lo smontaggio delle ordinate. Allora, i relitti sono andati, le navi vanno a fondo in acqua bassa, quindi che cosa succede? Il fondale è del porto in acqua bassa, che cosa succede? Che quella è una sezione ricostruttiva al Museo di Olbia, quindi quella è una sezione di nave, l'ho disegnata io, un Rubens, il pelo dell'acqua, quindi la nave affonda e chiaramente si abbatte o sul lato destro o sul lato sinistro. Tutto ciò che sporge dall'acqua del mare sparisce, quindi resta ciò che è al di sotto del pelo dell'acqua e in breve tempo, quindi la nave si abbatte sulla destra e sulla sinistra, in breve tempo la struttura collassa, si schiaccia e quindi alla fine trovi pelo dell'acqua, fondale e la roga gialla è il relitto. Infatti avete visto che sono spiaccicati in orizzontale. Poi man mano passa il tempo e il fondale sale, la quota del fondale sale. Questo è come abbiamo ricostruito il porto. Noi sappiamo che dagli archeologi che ci hanno preceduto, qual era la situazione. Questa diga la vedeva Taramelli congiungeva un'isoletta che adesso non è un'isola, e così come l'abbiamo disegnato noi il porto è seguito allo scavo. Nel disegno vedete che abbiamo disegnato una lingua di sabbia, in realtà ritrovamenti successivi ci hanno chiarito che invece c'era proprio un molo in blocchi. Eccolo là. Quella è la parte nel disegno ricostruttivo di Olbia Romana. Quindi il molo, la diga, vedete, la diga e l'isoletta. Non è facile gestire questo puntatore. E così l'abbiamo ricostruito nel plastico della città romana che è al museo e anche un plastico del porto, come abbiamo potuto immaginarlo. Allora, quando accade tutto questo? Il materiale archeologico, studiato approfonditamente da Giovanna Pietra, data l'affondamento intorno al 450 d.C. Data l'affondamento. E questo è confermato dal fatto che, smontando le ordinate, tra gli altri materiali archeologici, una coniazione del 396 d.C. Non solo. Il poeta Claudio Claudiano ci racconta nel De Bello Gildonico la spedizione militare inviata dall'impero contro il ribelle Gildone in Nord Africa. La spedizione parte dall'isola d'Elba, incontra una tempesta all'altezza probabilmente delle bocche di Bonifacio. In esametri, parsa di tanti quaductos, cartagine sulcos, partem litorio complectitur Urbiamuro. Parte della flotta si dirige verso Sulci, Sant'Antioco, l'altra parte la abbraccia Olbia con le sue mura sul mare, quindi con un porto costruito, no? Con un porto costruito. Ed è quello. La diga, vedete, la diga, il molo, c'è poi la sporgenza della linea di costa che già basterebbe così per giustificare l'uso del verbo abbracciare, no? Ma io non escludo che ci fosse magari un'altra diga. La spedizione è del 397 d.C., quindi quando avviene questo fatto il disastro non è ancora avvenuto naturalmente, altrimenti la flotta da guerra non avrebbe potuto approdare, perché queste navi sono andate a fondo in acqua bassa. Quindi il materiale archeologico ci dà un range che, insomma, diciamo con maggiore probabilità si addensa intorno al 450 d.C. Non può essere a far affondare le navi onerarie, non può essere stato un evento meteomarino, perché intanto nel Golfo di Olbia un evento meteomarino di tale potenza da mandare a fondo 11 grandi navi onerarie non è possibile. Ma soprattutto, se fosse stato un evento naturale, noi l'avremmo trovato in posizione random, naturalmente, no? Il mare strappa, no? Invece le abbiamo trovate tutte ordinate. Quindi sono gli esseri umani. Questo è un evento causato dagli esseri umani.
e le navi bloccano il fondale portuale e nessuno mette mano a questo disastro. Quindi evidentemente l'evento deve aver messo in ginocchio l'intero corpo sociale e intorno al 450 questo deve essere obbligatoriamente attribuito ai Vandali. Perché? Ecco qua, vedete cosa succede? Affondano i relitti che trattengono il fango, aiutano a trattenere il fango in breve tempo. Se tu cerchi di approvare con la chiglia, sbatti sui legni e sul fango. I Vandali dalle steppe dell'Asia, eccetera, eccetera, fanno tutto il percorso attuali Francia-Spagna e costituiscono un regno in Nord Africa e si scatenano esattamente in quegli anni con azioni militari, lo sappiamo dalle fonti, contro la Sicilia, contro l'isola d'Elba e arrivano persino a saccheggiare Roma per 10 giorni nel giugno del 455 d.C. Se tu ti stai scatenando contro il morente impero di Roma, devi assicurarti che non arrivi più il grano e la Sardegna e la Sicilia erano grandi fornitrici di grano e ti devi assicurare che una flotta non ti arrivi alle spalle quando stai approdando a Roma e quindi come dire, scatenarsi su Olbia risponde ad una logica molto precisa, strategica, militare, commerciale, eccetera, eccetera. Quindi inoltre alcune delle assi dei relitti recano evidenti tracce di bruciato. Tu se tieni, come dicono i francesi, tutto torna abbastanza, è l'unica spiegazione che dà conto di tutti i dati. Questo non significa Olbia, dopo il colpo, Olbia Romana, dopo il colpo inflittole dai Vandali, va ad attraversare i secoli dell'Alto Medioevo con grandi difficoltà. L'area urbana si è molto ridotta, diciamo, sono passati i tempi della grande Olbia Romana, ma comunque l'abitato permane e si svolgono ancora i traffici nel porto, vedremo però in che condizioni. E infatti arriva materiale anche di pregio, un vaso di Formware e un fondo di un mortaio di pietra ollare, sono oggetti di importazione trasmarina per l'epoca rilevanti. E con la costituzione dei giudicati, il giudicato di Gallura stringe fortissimi rapporti con la Repubblica di Pisa. Questa è la bella chiesa romanico-pisana di San Simplicio, appunto, con le repubbliche marinare, con le crociate, riprende il grande traffico commerciale mediterraneo, quindi navi di un certo impegno devono approdare all'Olbia, e però il porto urbano è bloccato. Vedete quella... Allora, vediamo se... le sagome verde chiaro, vedete, tracciano... La vedete la linea verde? Io l'ho ricalcata. Vediamo se si vede. Beh, insomma, si vede. Quello è il limite a mare della colmata di bonifica che si realizza in quel momento per arrivare ad attingere livelli di fondale di maggior pescaggio e affondano alla base della colmata vecchie imbarcazioni, alcune cariche di pietre e di ghiaia per fare corpo, no? E la colmata per fare corpo con una tecnica che già conoscevano i romani. Quindi si porta avanti il fronte del porto. E si tratta di piccole imbarcazioni, alcune quasi senza chiglia,
guardate, questa addirittura, vedete, ai pali intorno, era proprio un angolo della colmata. Quindi il traffico che arrivava fino al porto era gestito con piccole imbarcazioni a fondo quasi piatto, quindi adatte a navigare nel solo golfo interno. Probabilmente le grandi navi si fermavano un po' più fuori e con le piccole barche portavano la Forum-Wear, la pietra rollare. E nella colmata di bonifica si usano anche macerie di età romana, queste sono colonne della città romana che erano disponibili, le rovine intorno a quello che era rimasto l'abitato. Lo scavo ha chiarito anche il senso di una fonte letteraria all'inizio del Settecento, che era stata interpretata diversamente, così come diversamente era stato interpretato il passo di Claudio Claudiano. Una fonte letteraria del 1700 che dice Olbia è Terranova all'epoca è una città dei Romani con un gran porto a levante che fu colmato dagli Pisani. E vedete, quella è la situazione, quindi cosa faccio? Vengo avanti, vengo avanti e raggiungo il fondale. Lo scavo ha restituito un'enormità di materiale archeologico. Io vi faccio vedere solo i due oggetti più antichi della storia della città, dell'area urbana, che nasce con i Fenici, intorno al 770, forse addirittura 800 a.C., vengono dallo scavo del porto. E un oggetto che ha già fatto vedere Gabriele Gasperetti, tra il 630 e il 510 a.C. Olbia è l'unica città greca della Sardegna e infatti lo scavo del porto ha restituito una testina fittile stile ionico, la testina femminile forse Afrodite. Vi faccio vedere solo un altro oggetto. Questo potrebbe farvi vedere delle cose veramente... Una matrice fittile per decorare oggetti che non ci restano, quindi pani, focacce, con una scena completa di una processione trionfale romana, no? I generali, no? Sfilavano nel foro. Il bottino, in quell'edicola c'è il bottino, oggetti simbolici, no? Il bottino di guerra. I prigionieri, vedete, affrontati schiena a schiena, le divinità o le personificazioni delle province conquistate, i 12 senatori, questa è la sequenza del corteo, gli imperatori, i vessilliferi, l'esercito tutto intorno, scudi, lance, eccetera, e il popolo che guarda. E così come ci vengono raccontate, questo è l'arco di Tito, un altro, la matrice si data, insomma, il trionfo è quello sui parti di Diocleziano e Massimiano, ma ora lasciamo perdere. Un altro oggetto, un anello digitale, quello è il Sole, quella è la Luna, quella è la Terra, in linea, quella è un'eclisse, e le stelline, perché quando c'è l'eclisse totale le stelle più brillanti si vedono. Perché ho detto che è una tragedia? È stata ed è una tragedia. Perché? Quando l'inizio dello scavo, eccetera, fece molto scalpore, naturalmente, perché l'opera era importante. Insomma, abbiamo scavato tutto tra l'agosto del 1999 e il Natale del 2001, un tempo record. E man mano che venivano fuori i relitti più significativi, chiamavamo la stampa, non per vanità, come ho sempre fatto a Olbia, quando un ritrovamento era comprensibile con delle immagini,
perché i cittadini devono capire, devono sapere quali sono i motivi per i quali a volte noi diamo fastidio, obiettivamente, no? Diamo fastidio. E ogni volta i giornalisti mi dicevano: ah, dottor Daniano, sarà contentissimo. No, io questo scavo, se avessi potuto, non l'avrei fatto. Se l'ANAS mi avesse detto no, non facciamo più l'opera di Treccino, ma come? Perché io questi relitti me li porterò sullo stomaco fino alla pensione. E così è stato. E adesso se li portano sullo stomaco i miei colleghi che rimangono in soprintendenza. Il museo era in corso avanzatissimo di costruzione esattamente davanti, lo vedete un bellissimo intervento progettuale di Vanni Macciocco, no? Pubblicato su riviste di architettura. Vedete che la sveglia è utile, infatti ho quasi finito. Abbiamo avuto i fondi per restaurare in 2 tappe 2 dei relitti principali. Eccoli qua, questo è il relitto numero 1, facciamo andare a vedere velocemente le foto, questo è il retro, come l'abbiamo, per dargli, ricostruendo si cerca di ridare la curvatura. Questo è il relitto 1 e questo è uno dei piccoli relitti medievali e i timoni e gli alberi. Adesso il museo è attrezzato, c'è un'altra grande sala che può ospitare altri 2 relitti. Un relitto medievale lo promettemmo come soprintendenza al Museo della Civiltà Giudicale di Oristano, chissà mai se si riuscirà, ma io come funzionario, quando passano davanti a noi i treni dei grandi finanziamenti, fondi FESR, fondi qua, fondi là, ho sempre fatto le richieste, ma non sono stato più fortunato. Come dire, io ho cercato di far di tutto, ma appunto, insomma, i fondi destinati ai beni culturali sono quello che sono. Indubbiamente questo scavo ha fatto la differenza, però, perché questa politica di dare sempre notizia alla stampa, eccetera, eccetera, era mirata a far crescere la consapevolezza dei cittadini, degli olbiesi, che comunque sotto i piedi hanno un'intera città, su questo piano lo scavo del tunnel ha fatto veramente la differenza, perché molto spettacolare, molta preoccupazione all'inizio, però abbiamo dimostrato che si poteva contemperare la tutela con la vita della città durante l'intera campagna di scavi, 3 campagne di scavi. Il lavoro del tunnel, il lavoro ingegneristico non si è mai interrotto. Mentre noi scavavamo in un settore, l'impresa scavava in un altro, che noi pian piano liberavamo. Adesso è complicato raccontare. Effettivamente da allora è cresciuta ulteriormente la consapevolezza e la comprensione nei confronti del nostro lavoro, è cresciuta molto, e questo è veramente positivo. Ora cedo la parola a chi ha ereditato la rogna colossale, la tragedia, e si trova sul groppone tutto il resto dei relitti. Aiuto, buonasera. Grazie Rubens per questa bella eredità che ci hai lasciato. E noi, se fosse possibile, aumenteremo ancora il carico, perché a parte tutta la situazione descritta da Rubens e diciamo la musealizzazione dei primi relitti,
in realtà poi c'è tutta la massa, la messe enorme che è conservata nei magazzini a questo scopo, diciamo, recuperati dell'ex artiglieria in via Goceano a Olbia. Intanto, vabbè, due parole, poi ci scambieremo la parola con Alessandra, con la mia collega restauratrice Alessandra Carrieri, sulla conservazione, sul metodo di conservazione che fu scelto, il cosiddetto metodo Gallo, con una tecnica che avrebbe consentito di accelerare molto i processi di desalinizzazione e permettere appunto la fruizione e l'esposizione al pubblico dei relitti che furono, di quelli che furono finanziati. Per le esigenze di cantiere i relitti furono smontati e furono collocati in 38 cassoni di legno da cantiere, rivestiti con teli e geotessuto, riempiti d'acqua dolce, aspettando gli interventi conservativi che Rubens ha chiesto più e più volte e che al momento non sono ancora stati rifinanziati, se non in parte. I reperti archeologici, abbiamo contato le cassette, sono 725-730, una cosa del genere, e erano tutti ben sistemati nel magazzino. Per aggiungere problema a problema, dopo qualche anno una terribile alluvione nel 2013, il 18 novembre del 2013, ha invaso l'area dove erano ospitati i capannoni e il loro contenuto, e l'onda di piena, questi sono i dati che mi aveva passato Rubens per fare memoria su quanto accaduto, alto 1,70 m, è entrata dalle porte del capannone, ha portato fuori le casse, le ha accumulate in maniera convulsa e ha invaso le cassette, rovesciato materiali, eccetera. Chiaramente in questo caso risorse economiche di un certo peso furono concesse e il grande capannone deposito archeologico se ne era avviato il risanamento, il recupero. Vediamo la situazione dopo l'alluvione, la disperazione. Da Sassari avevamo sentito la disperazione dei colleghi di Olbia, Rubens in primis, e insomma i gravissimi problemi che avevano riscontrato dopo questo evento catastrofico, che appunto ha aggiunto problema a problema, cioè non basta doversi preoccupare di conservare 20 e passa relitti in legno nelle casse sistemate accuratamente con il loro riferimento numerico, parti eccetera, ma bisognava comunque rimettere mano e cercare di affrontare questa situazione. E ecco, questa è una foto un po' sbiadita, però ecco le condizioni del deposito in quel momento. Sono passati vari anni perché appunto le risorse che sono state concesse sono state dedicate giustamente a rimettere in pristino il deposito e per fare questo lavoro le casse sono state spostate all'esterno, insomma erano state sistemate in maniera provvisoria durante il cantiere, però ovviamente soffrivano di 20 anni e passa di deposito e non erano casse realizzate per stare lì 20 anni e passa. E quindi in attesa di avere ulteriori progetti per poter sistemare e proseguire il lavoro di studio e di ricomposizione dei relitti che sono in deposito, con fondi risicati ma insomma utili, abbiamo provveduto a far progettare e realizzare delle vasche in vetroresina proprio per un problema di emergenza da risolvere assolutamente, che è quello della conservazione dei legni dei relitti, e appunto con un finanziamento limitato e con la collaborazione del nostro personale, la società in house, le ditte incaricate, stiamo mano a mano provvedendo a sostituire queste casse. E queste sono le nuove, così come si stanno realizzando con teli di copertura, e mano a mano questo procedimento sta andando avanti, ne abbiamo sostituite già 13, bisogna poi insomma proseguire con le altre. E a questo punto sulla situazione dei materiali che sono contenuti passo la parola ad Alessandra.
Coscienti del fatto che non sappiamo quanto dovranno stare all'interno di queste casse fino a che troveremo i fondi, abbiamo scelto appunto di realizzare queste casse autoportanti, pensando al fatto che possano stare sia in esterno che in interno, quindi sono rinforzate ai lati e abbiamo aggiunto questi teli sopra in modo che comunque, anche se piovesse eccetera, non cada sopra all'interno nulla. Quindi ci siamo trovati a movimentare questo legno, trovandoci di fronte a dei dritto di prua da spostare, quindi comunque dei pezzi di legno che pesano quasi 1 quintale o anche di più. O tantissimi altri materiali. Il bello è che sciacquandoli e riposizionandoli nelle nuove casse ci siamo accorti che sono in buone condizioni. Confrontandoci anche con gli archeologi che hanno lavorato in questi lavori, probabilmente un po' il fango e il fatto che fosse acqua salmastra deve essere stato uno dei motivi che un po' li ha protetti. Chiaramente i colleghi anche avrebbero fatto scelte diverse, avessero saputo che sarebbero rimasti nelle casse per 20 anni. Magari avrebbero pensato di metterli totalmente nel fango in modo che fosse un ambiente anaerobico e si conservassero benissimo. Non si pensava e quindi intanto abbiamo notato che, come si può notare un po' nelle foto, si trovano ancora gli incastri e confrontando un po' le foto che avevano fatto i colleghi e quelle di oggi, si vede che a volte noi troviamo gli incastri rotti, ma lo erano già rotti quando sono stati rinvenuti. E in più stiamo trovando diversi materiali che sarà interessante analizzare per vederne la natura. Qua si vedono appunto un pezzo del dritto di prua e abbiamo sostituito tutte le cassette, cioè tutti i sacchi che erano stati messi perché erano temporanei con delle cassette in polipropilene che siano in grado di resistere per più tempo. Sulla sinistra vedete appunto come abbiamo ritrovato ancora chiodi in bronzo e queste resine ancora visibili e in buono stato. Passiamo al museo. All'interno del museo, quindi nel 2001, è iniziato un progetto pilota con il restauro di alcune parti delle navi e poi sono stati restaurati questi 3 scaffi. Questo è lo stato in cui erano nel 2011, quindi all'allestimento del museo. Quindi notiamo che comunque la colorazione, lo stato è molto naturale, sono in posizione e sono in un buono stato. Nel marzo 2013 in realtà ci troviamo in questa situazione, 2023. 2013 l'errore ha un senso. Nel 2013, sempre raccontato dal collega e dalle carte che abbiamo trovato protocollate, ci fu un problema al museo di Olbia e per un'estate non ci fu il condizionamento. Chiaramente quello che è successo è che tutto il legno si è asciugato. Precedentemente, dopo il restauro, quindi dopo averli restaurati, avevano predisposto un sistema ambientale che avesse un'umidità del 90% perenne. Chiaramente nel momento in cui questa è stata tolta di colpo e un'altissima temperatura, chiaramente, ha fatto sì che si seccassero. I colleghi hanno più volte richiesto che ci fossero interventi immediati, a un certo punto l'intervento c'è stato, sempre della stessa ditta, che però probabilmente ha applicato su questi legni asciutti una mistura a base di cera. E il problema non è stato questo, è stato che successivamente è stata reimmessa questa umidità altissima, quindi su del legno asciutto, poi lavorato su cui è stata applicata della cera, è stata rimessa un'umidità molto alta. Questo ha fatto sì che iniziassero questi sbiancamenti che all'inizio probabilmente erano poco visibili, ma nel 2023 sono risultati evidenti. Questo perché la cera fa sì che chiude il legno, ma l'umidità continua a penetrare in altre parti del legno e quindi si crea un effetto blooming, che è questo effetto biancastro, come se fosse un po' al di sotto della cera, ma è poi peggiorato creando probabilmente delle fluorescenze dovute anche a degli attacchi batterici, biologici. Abbiamo iniziato, quindi abbiamo preso contatti con il comune, dato che è un museo comunale, e anche loro si sono allertati subito. Un'altra cosa che si può notare è che mentre in un relitto è stata creata una struttura in
in alluminio o in acciaio, nell'altra è stata creata una struttura in legno. Una struttura in legno che chiaramente con questa umidità altissima, immaginate ora appunto in che condizioni è. A giugno, dopo appunto aver preso contatti eccetera, abbiamo fatto cambiare gli ugelli di questa cosa di umidità e abbiamo cercato di capire quale fosse la problematica e come affrontare quello che stava succedendo. Quindi abbiamo fatto cambiare gli ugelli in modo che questa umidità, che ormai il legno era anche abituato a ricevere, fosse più diffusa e non cadesse al di sopra del legno. Quindi abbiamo ridotto totalmente, eliminato l'apporto d'acqua, ma mantenuto un'umidità che mano a mano, in accordo col comune, abbiamo diminuito, intanto che attorno a maggio entrare in quelle sale era impossibile stare perché c'era un'umidità troppo alta, non si respirava. Adesso che abbiamo in pratica abbassato più o meno del 20-25% l'umidità, già è un ambiente più vivibile sia per il legno che per noi. Nel frattempo sulla sinistra vedete che una delle cose che abbiamo fatto è chiedere l'isolamento, perché ci siamo accorti che nei vari cambiamenti che c'erano stati probabilmente nel comune avevano eliminato la porta che chiudeva la sala. Quindi praticamente questi ugelli che spruzzavano acqua, non avendo, erano tarati su, immaginate, l'80% di umidità, 85% di umidità, e siccome la porta era aperta continuavano a spruzzare in maniera continua. Quindi il comune ha immediatamente messo prima una porta di tela, di tela impermeabile, e poi nei mesi successivi l'ha sostituita finalmente con una porta di vetro, in modo che addirittura bisogna chiedere in modo che si apra, non è automatica, cioè c'è accanto il tasto, che è la cosa ideale. Quindi da un lato è chiuso con una porta di legno, dall'altra da quella di vetro. E poi abbiamo fatto dei prelievi delle fluorescenze che mano a mano notavamo, e lì si vedeva proprio, facendo i prelievi, che c'era uno strato al di sotto di cera, perché cambiava proprio, si vedeva il colore del legno, che non era come quello dei lati, ma era proprio differente. Abbiamo richiesto come sovrintendenza al comune che venisse fatto immediatamente un intervento di messa in sicurezza dei legni e una disinfezione. Poi in un secondo momento un secondo progetto. È stato a questo punto finalmente da pochi giorni conferito l'incarico a un restauratore esterno specializzato in legni antichi per attuare la disinfezione, la messa in sicurezza dei pezzi un po' mobili e un rilievo. Verrà fatto un rilievo 3D che potrà essere utile per la continuazione del progetto, che abbiamo anche già anticipato al comune, che glielo chiederemo, perché andrà sostituita la struttura in legno con una più adatta, e chiaramente con il rilievo 3D sarà possibile farla proprio con la forma che avevano studiato i colleghi nel momento in cui hanno progettato questa sala. La cosa per cui ho messo quelle foto a sinistra è perché, se guardate quella in basso a sinistra e quella accanto, si nota come dal momento in cui abbiamo iniziato a tenerlo d'occhio a quando abbiamo cambiato la percentuale di umidità, il legno già è migliorato, e quindi già semplicemente averlo isolato, abbassato l'umidità e tenuto sotto controllo ha fatto sì che il legno stesse meglio. Ora abbiamo atteso che si asciugassero, perché non era possibile disinfettarlo e rimuovere comunque queste fluorescenze da bagnate. Quindi se uno adesso va a vedere questi relitti li trova ancora più sbiancati, ma questo è per far seccare le fluorescenze. Ora verranno rimosse e finalmente sarà in ordine, e poi nel futuro progetto chiaramente andrà sostituita questa struttura in legno, e poi bisognerà mettere in sicurezza, restaurare le parti che non combaciano più perché il legno si era seccato, in modo che si ricrei la continuità che aveva inizialmente. E il fatto di creare delle stuccature è come se gli creasse dei piccoli supporti, perché fa sì che il legno non si deformi ma sia accompagnato nei movimenti. Chiaramente abbiamo anche già anticipato che dovrà esserci una manutenzione continua, una volta al mese minimo una persona preparata dovrà andare e controllare lo stato di conservazione dei relitti, e una volta l'anno dei piccoli interventi di manutenzione in modo che si conservi nel futuro.
Due parole di conclusione sulle prospettive. Le accennava già Rubens, al Museo Civico c'è già la grande sala che è pronta per ospitare almeno altri 2 relitti, un altro delle onerarie del V secolo, un relitto della colmata medievale. Per ora ci sono solo le gigantografie a terra, le sale vengono usate per la didattica, ma confidiamo di poter appunto spingere anche l'amministrazione stessa a proseguire nel progetto iniziale. E al deposito con risorse gestite come stazione appaltante dal segretariato regionale del nostro ministero in collaborazione con il nostro ufficio, si stanno recuperando i 2 capannoni più piccoli adiacenti al grande deposito, che saranno destinati a magazzino, laboratorio, esposizione di reperti più stabili ovviamente dei legni, ed è in corso il lavoro di schedatura preliminare di realizzazione di un database, ma diciamo per grandissimi numeri, abbiamo parlato di oltre 700 cassette, sui materiali che erano depositati nel museo e che sono stati in parte rivoltati dall'alluvione. Ovviamente da tutto questo lavoro scaturiranno nuovi reperti da poter dedicare alla fruizione. E con questo vi ringraziamo.